Presidente, buongiorno. È all'ordine della cronaca la situazione di partite IVA, commercianti, artigiani che iniziano a chiedere la possibilità di avere una riduzione di tasse e tariffe. Da parte vostra avevate già pensato a qualcosa per agevolare? Non solo le categorie ci hanno sollecitato, ma anche i nostri azionisti, i comuni, soprattutto i sindaci, si sono rivolti e ci hanno chiesto se potevamo fare qualcosa. Noi dobbiamo dire che in questi 2 mesi abbiamo lavorato molto di più di prima, però riteniamo giusto che le imprese che non hanno prodotto e sono state chiuse, non per colpa loro, abbiano delle deduzioni. Quindi abbiamo recuperato fra il nostro bilancio una cifra da mettere a disposizione, che è una cifra considerevole. Se noi pensiamo che fatturiamo 12 milioni di euro circa alle imprese, ne scontiamo 1 milione, che è quello che abbiamo messo a disposizione minimo, io penso che abbiamo fatto il nostro dovere. E dal punto di vista pratico, come metterete in pratica questo aiuto a cui avete pensato? È un aiuto sostanziale intanto. Noi abbiamo pensato, abbiamo già delle proposte da fare, abbiamo convocato per venerdì le associazioni datoriali e anche i sindacati e ne parleremo. Comunque la situazione è di agire su quello che non hanno prodotto, troveremo le soluzioni, l'importante è la cifra messa a posto. Dopo nel confronto ci saranno le soluzioni che speriamo accontentino tutti. Cambiando un attimo scenario, da qualche tempo, ma non solo nel territorio locale, a livello generale, nazionale, circolano delle foto di guanti e mascherine gettate sui cili della strada e poi c'è qualche dubbio da qualche utente su dove, che bidoni, insomma, buttare questi dispositivi. A riguardo di questi due aspetti, che cosa si sente di dire? Sui rifiuti li abbiamo notato abbandonati, fra cui c'è i guanti e anche le mascherine. È un'assurdità perché sono cose che hanno poco peso e poco volume, per cui devono essere buttate tutte nel secco, nel contenitore del secco. Questo è quello che dice la norma. E purtroppo devono capire che non possono buttarle via, insomma, perché dopo vanno raccolte da noi con tutti i sacrifici che dobbiamo fare, perché dobbiamo stare attenti, possono essere strumenti che possono portare avanti il coronavirus, quindi con tutte le attenzioni del caso e col tempo che si perde, insomma, i costi che vanno su. Verso circa la metà di marzo avete fatto circolare delle norme precise per quanto riguarda la raccolta di rifiuti, proprio per agevolare anche il lavoro dei vostri dipendenti in tutta sicurezza. Com'è stato tutto quel processo? Ma devo dire la verità che ci sono tutti quanti, hanno tutti accettato le proposte che abbiamo fatto e hanno agito di conseguenza. I nostri autisti sono passati, hanno ritirato quelli che erano indirizzati su questo settore del coronavirus, hanno ritirato quello e dopo l'hanno portato nei vari posti di smaltimento, ma è stato ritirato a parte.